Denis Pantini, responsabile dell'agroalimentare per Nomisma. Oggi qui per parlare soprattutto di quello che è lo scenario dell'intero settore e fare un raffronto tra quello che è quanto accade in Italia e quanto accade nel resto del mondo con un focus sull'Europa. Sì, diciamo che il settore ortofrutticolo oggi sta vivendo cambiamenti epocali che sono determinati da tanti aspetti, tanti fattori. In primis quelli dei cambiamenti climatici che, come sappiamo, hanno degli impatti molto importanti, ma anche quelli di mercato, perché c'è una concorrenza sempre più agguerrita. Penso, per restare in casa nostra, agli spagnoli che negli ultimi anni hanno investito tanto sulla frutta, ma anche i paesi dell'est come la Polonia che sul mercato delle mele stanno crescendo in maniera molto rilevante. Poi stanno arrivando anche ovviamente prodotti dal Nord Africa come dal Marocco, penso alle fragole, così come anche dalla Turchia, altro player che negli ultimi anni è cresciuto tanto. Quali sono i punti di forza che lei ha riscontrato nella sua ricerca? Diciamo che sia nel Veneto ma anche in Italia ci sono delle produzioni ad alto livello qualitativo e che negli ultimi anni sono cresciute. Pensando al Veneto penso al quasi monopolio nel caso dei radicchi, ma anche nei funghi, che sono prodotti che hanno un buon riscontro di mercato e che negli ultimi tempi sono cresciuti tanto. Davide Vernocchi, presidente del settore ortofrutticolo Fedagripesca Nazionale. Partiamo subito con il dire qual è lo stato di salute del settore che lei rappresenta. È un settore che sta vivendo un momento molto particolare, molto complesso, sia dal punto di vista climatico che dal punto di vista normativo. Diciamo che da alcuni anni a questa parte, quindi parliamo da 5-6 anni a questa parte, è attraversato da una sorta di tsunami legato a un clima che comunque è sotto gli occhi di tutti. Le nostre sono fabbriche a cielo aperto e quindi esposte a quelle che sono le situazioni, gli anticipi vegetativi che si hanno in primavera, quindi alle gelate, al problema dei caldi estremi come gli eventi catastrofali. L'abbiamo visto in Romagna con le alluvioni, stiamo vedendo eventi grandinigeni sempre più frequenti, quindi è una situazione molto complessa, accompagnata da patologie, quindi da insetti, funghi e alieni prima sconosciuti, che comunque trovano degli ambienti favorevoli e quindi vanno a condizionare la produttività delle nostre coltivazioni. Paradossalmente siamo passati nel giro di 5-6 anni da una situazione dove il problema era gestire gli eccessi di produzione ad una fase dove il problema è riuscire a produrre perché comunque non ci sono molecole tali da proteggere le coltivazioni da queste nuove patologie, e dall'altro abbiamo appunto un quadro normativo europeo che è partito con il Green Deal nel 2019, dove la Comunità Europea si pone degli obiettivi finalizzati ad una riduzione drastica dell'uso delle molecole della chimica in agricoltura, senza valutare il più minimo impatto sul contesto, il che ci si trova quindi con delle coltivazioni dove ci sono dei costi di produzione molto alti. Oggi coltivare un ettaro di pero abbiamo dei costi di produzione che si avvicinano ai 20.000 euro per ettaro. Se parliamo dell'orticolo, un pomodoro da industria, parliamo di 9-10.000 euro per ettaro, e quindi se non si riesce a fare una produzione dal punto di vista quantitativo e parallelo a qualitativo soddisfacente, è chiaro che la redditività della coltura precipita e conseguentemente ne deriva l'abbandono. Ci sono sicuramente dei segnali molto positivi con la nuova commissione, con il nuovo commissario Hansen da questo punto di vista, però è altrettanto vero che da quelle che sono le dichiarazioni ad oggi fatte a quella che è un po' la pratica in corso dal punto di vista normativo c'è ancora tanto da fare. Cosa ci si aspetta quindi dal futuro? Il futuro, io credo che la cooperazione possa svolgere un ruolo molto importante da questo punto di vista, non solo come elemento aggregante, ma come soggetto imprenditoriale di sistema capace da un lato di fare il meglio di quelle che sono le economie, le politiche di economia anche di carattere industriale, ma anche per orientare meglio la ricerca, per orientare meglio quindi gli investimenti e la programmazione nell'ambito dei nostri soci. Che cosa significa in termini pratici?
cioè la diversificazione produttiva, cioè quindi l'uscire da quelle che erano le logiche di vecchie specie coltivate, come può essere le vecchie varietà di melo, con nuove varietà di melo o nuove varietà di ciliegio, il che spesso si articolano attraverso i club, rappresenta sicuramente un'opportunità, e questa la cooperazione può svolgere un ruolo da protagonista. Silvio Dani, Presidente Federagripresca Veneto, oggi presente qui al convegno di Confcooperative. Innanzitutto, qual è lo stato di salute dei settori che lei rappresenta? I settori stanno attraversando un momento di difficoltà dovuto soprattutto a un rincaro dei prezzi per quanto riguarda l'approvvigionamento delle materie prime che servono per portare avanti le aziende agricole, e non un aumento proporzionato rispetto alle materie prime da vendere. Quindi questo sta mettendo in difficoltà la maggior parte delle aziende agricole. Oltre a questo ci sono anche altri tipi di tematiche a livello normativo europeo che ci mettono nelle condizioni di poter essere competitivi con il resto del mondo, in quanto gli accordi che vengono presi dall'Unione Europea rispetto ai paesi extra UE non hanno il rispetto della reciprocità, e cioè loro possono utilizzare molte più molecole e tecniche di coltivazione che da noi sono vietate, e questo sta creando una concorrenza sleale dal punto di vista delle competitività delle aziende e ci mette in difficoltà. Quindi stiamo lavorando a livello europeo perché queste difficoltà vengano riconosciute e ci mettono a livello normativo di poter lavorare, avendo sempre comunque l'obiettivo della sostenibilità, ma una sostenibilità che deve essere sia ambientale ma anche sociale ed economica. Un ruolo fondamentale è quello della cooperazione. Sicuramente la cooperazione ha il grande ruolo di saper aggregare parecchie aziende agricole che da sole non riuscirebbero a competere sul mercato, in quanto dovrebbero singolarmente andare a vendere i prodotti sul territorio e ai buyer, e questo farebbe sì che ci sarebbe una speculazione a ribasso. Invece, portando all'interno delle cooperative il proprio prodotto, si fa una concentrazione dell'offerta con conseguente poi vantaggio dal punto di vista economico. Quindi i punti di forza guardando al futuro quali sono? Sono quello di lavorare con l'Unione Europea per far sì che le cose che dicevo prima vengano ottenute, quindi che ci mettono nelle condizioni di essere competitivi con il resto del mondo, e rafforzare sempre più l'aggregazione in modo tale da poter concentrare sempre più l'offerta e anche ridurre i costi per quanto riguarda la produzione. Fausto Bertaiola, Presidente del settore ortofrutticolo Fedagripesca Veneto. Oggi un convegno per fare un pochino il punto della situazione. Qual è la realtà dei fatti oggi? La realtà del sistema ortofrutticolo e produttivo veneto è allineata con quello che sta succedendo in Italia. È una situazione molto critica per tutta una serie di motivi che in parte sono anche conosciuti dall'opinione pubblica, quindi cambiamento climatico, piuttosto che operazioni politiche della comunità europea che non sono compatibili con politiche di sviluppo, diciamo problema della manodopera, quindi che questo è un problema di difficilissima soluzione, insomma, perché si tratta anche di problemi socio-politico e culturali allo stesso tempo, quindi tutta una serie di soluzioni che di fatto sta determinando, diciamo così, l'abbandono, un'emorragia da parte della produzione al settore. Come si guarda quindi al futuro? Il futuro chiaramente deve passare da delle sfide che devono essere determinanti e, diciamo così, non rimandabili, quindi servono alcuni provvedimenti importanti che devono risolvere quantomeno queste emergenze, ridare fiducia, diciamo così, al comparto, bloccare questa emorragia e quindi ritornare a produrre per poi, mi auguro, sperare e ritornare a parlare di problemi, diciamo così, più importanti e più significativi che riguardano rapporti commerciali, promozione e tutto questo che può essere determinante. Per le sfide del futuro un ruolo chiave può essere quello della cooperazione. La cooperazione rappresenta, diciamo così, una filiera organizzata, anzi è la filiera organizzata per definizione, insomma noi questo facciamo di lavoro. È ovvio che tutte queste sfide, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista commerciale, possono essere affrontate solamente in un modello organizzato, e noi rappresentiamo e facciamo questo per lavoro, quindi non solo siamo questo, ma ci proponiamo essere anche, diciamo così, da guida a tutto il settore.
Paolo Tiozzo, presidente di Confcooperative Veneto, oggi a Verona per dare il là ad una serie di convegni che pongono l'attenzione su un comparto molto interessante che è quello dell'ortofrutticolo, ma soprattutto sulla cooperazione. Quanto è importante per voi oggi questo appuntamento? Direi che è un appuntamento fondamentale. Ricordo che l'ortofrutta è fatto poi da tanti piccoli produttori che all'interno della cooperazione poi trovano un momento attraverso il conferimento per fare massa critica e poter programmare il proprio lavoro. Programmarlo in un mercato oramai sempre più globalizzato che non può essere lasciato alle decisioni di singoli, ma deve essere coordinato innanzitutto nel mondo cooperativo e poi evolvendo nelle organizzazioni di produttori, le quali riescono a fare dei progetti, a fare delle valutazioni finalizzate poi quanto possibile a regolamentare domanda-offerta, perché è soltanto attraverso una regolamentazione tra domanda e offerta che si riesce a spuntare il prezzo migliore. Se si guarda al futuro, quali sono i punti di forza? I punti di forza in un momento come questo dove il clima la fa da padrona è difficile prevederlo. Quello che è fondamentale credo sia invece avere a fianco dei tecnici preparati, delle organizzazioni in grado di capire come si sta muovendo il mercato, quali sono gli altri player in giro per il mondo che possono essere per noi competitivi. Ricordo a tutti noi che l'Italia con i suoi 500 milioni di presenze nel comparto del turismo può essere e deve essere per noi un punto di riferimento, perciò far mangiare della buona frutta italiana non soltanto ai cittadini italiani ma anche a chi viene qui da noi a soggiornare in questo bel paese deve essere per noi un punto di riferimento.